Ma abbiamo visto invece poca attenzione, se non il titolo, sui tre temi che abbiamo messo noi al centro della discussione, che è sanità, assistenza, servizi pubblici locali, governance e spesa pubblica. Sanità, servizi, tasse. Temi cruciali sui quali i sindacati riuniti hanno deciso di chiamare a rapporto tutti i candidati sindaci di 56 comuni della Marca che il prossimo 26 maggio andranno alle urne. 10 in tutto gli incontri in programma. Abbiamo convocato attraverso delle assemblee pubbliche dove invitiamo tutti i cittadini, tutti i candidati sindaco per rispondere alle domande che sono all'interno delle nostre piattaforme sindacali che ogni anno andiamo a discutere con i comuni e intendiamo appunto anche ai nuovi che si candidano porre le stesse questioni. Si parte dalla sanità e i servizi per gli anziani. Partita regionale sì, ma sulla quale anche le conferenze dei sindaci possono e devono fare pressione. C'è una partita dove nei prossimi mesi si muoveranno parecchi milioni di euro e noi vorremmo che i sindaci e chi viene eletto negli consigli abbia la consapevolezza di fare il meglio con quei soldi per i loro cittadini. Tasse, pur rilevando sul lavoro e redditi un quadro in lieve miglioramento, CGIL, CISL e UIL chiedono ai sindaci di non aumentare le addizionali IRPEF e invitano le aziende partecipate, di cui i comuni sono soci, a fondersi nell'interesse di tutti. Messaggio chiaro rivolto per esempio a Contarina e Savno. Il sistema deve essere un sistema che ha una dimensione provinciale, che produca risorse per fare investimenti in innovazione, ma che consenta anche alle famiglie, ormai sono tante, che hanno redditi bassi, di avere degli sconti sulle tariffe. Servizi migliori a costi più bassi, come puntando alla fusione tra i comuni. La strada maestra è quella di fare le convenzioni, su questo percorso poi si può arrivare alla fusione e questo tra l'altro è uno dei temi che manca nei programmi elettorali e che noi invece vorremmo. Richieste chiare e tangibili che fanno sembrare il confronto pubblico un vero e proprio esame, anche per testare la preparazione dei candidati. Se sanno cosa sono i piani di zona, se sanno come sono organizzati i distretti, se sanno cos'è la funzione 12 del bilancio, si tratta di dare una giusta scossa a chi ha avuto voglia di candidarsi e di portare un bene alla propria comunità.